Il 15 settembre suonerà la campanella per i 114.200 studenti trevigiani, 800 in più dello scorso anno, concentrati soprattutto nelle scuole medie di secondo grado, ma il rientro sarà difficile, in particolar modo in cattedra. Solo 4 sono stati nominati dal concorso del 2011 e abbiamo ben 18 istituti con reggenze. All'appello mancano 18 presidi e un dirigente provinciale e Leonardo Muraro scrive al ministro dell'istruzione Stefania Giannini chiedendo una rapida risoluzione al problema. A 2 settimane dall'inizio della scuola, Giorgio Corà è diventato preside a Vicenza. Il suo contratto triennale in scadenza a fine agosto non è stato riconfermato e soprattutto nessuno ha preso il suo posto. Una situazione condivisa con Belluno, Padova, Rovigo e Verona. Del resto manca il capo dei capi. Il Veneto è vacante anche del dirigente scolastico regionale. Da qui a caduta la vacanza di tutte le altre cattedre. Nella sua prima uscita ufficiale Renzi ci fece l'onore di venire in una scuola di Treviso, promettendo mari e monti, oserei dire. Ad oggi ci manca l'ufficio scolastico regionale, 5 province su 7 e un sacco di presidi, un sacco di insegnanti. Sarà un bel 15 settembre almeno per quei 185 docenti e 139 sostegni che hanno finalmente ottenuto un contratto a tempo indeterminato.